Ci siamo, buon pomeriggio, ben trovati amici di Sportisili qui dal campo sportivo di Ronzone, Sportisili Away in diretta per voi dalla sede, da una delle due sedi del ritiro del Palermo. Buon pomeriggio, al secondo allenamento di giornata che si è concluso da pochi minuti. Avete avuto anche modo, avete tuttora modo di vedere sulla nostra pagina Facebook il video della partitella, di qualche stralcio della partitella che si è svolta appunto oggi pomeriggio, al termine della seconda seduta di allenamento di giornata. È un Palermo che continua a lavorare forte, un Palermo che continua a darsi da fare per così migliorare il proprio stato fisico, il proprio stato atletico, anche per migliorare, affinare quella che è la conoscenza tra i vecchi e i nuovi giocatori a disposizione di Eugenio Corini. Fin qui di nuovi giocatori se ne sono visti 4, ovvero sia in ordine di annuncio da parte del club di Viale del Fante: il difensore Lucioni, il centrocampista Alio Savasic, il difensore Pietro Ceccaroni e infine Leonardo Mancuso. Arrivati tutti, chi prima, chi durante, chi alla fine del pre-ritiro di Veronello, adesso si attende un altro sigillo, un altro elemento fondamentale, molto importante per lo scacchiere tattico di Eugenio Corini. Si parla ovviamente di Roberto Insigne, fantasista che ha già vinto 2 volte il campionato di Serie B, prima col Benevento sotto la guida di Filippo Inzaghi e poi lo scorso anno col Frosinone guidato da un altro campione del mondo. Siamo in pieno periodo di celebrazioni del titolo mondiale vinto nel 2006 dalla nazionale, e in quel caso ovviamente parliamo di Fabio Grosso, che attualmente non ha una panchina dopo aver stradominato lo scorso campionato di Serie B proprio alla guida dei Ciociari, trascinato in parte dai gol e dagli assist del fratello d'arte, del fratello di Lorenzo Magnifico, e chissà che non voglia diventare Roberto il Magnifico in maglia rosanera. Abbiamo appena risposto anche a quella che è la prima domanda, primo messaggio di questa diretta, domanda rivolta da Manlio Palermo. Vi invitiamo anzi piuttosto a chiederci, a farci delle domande, anche a darci dei vostri punti di vista, anche perché sta per arrivare un altro momento importante, forse il momento più importante della giornata, almeno per quanto riguarda gli avvenimenti, ovvero sia la conferenza stampa di Matteo Brunori, il capitano, il bomber del nuovo corso del Palermo, targato prima Dario Mirri, poi City Football Group, che è stato protagonista appunto in sala stampa oggi presso l'Hotel Milano di Fondo, che ieri è stato letteralmente preso d'assalto dai tifosi rosanero e che oggi ha visto, appunto, dopo la conferenza di ieri effettuata dall'allenatore Eugenio Corini, ha visto invece la presenza da parte di Matteo Brunori nella sedia, nel tavolo davanti a noi giornalisti. Andiamo stralcio per stralcio, ovviamente vediamo anche il tempo di collegarvi, di condividere la diretta qualora lo vogliate, di Sportisili Away. Ne approfitto anche per ricordarvi quelli che sono i nostri profili Facebook, scusate, profili social, ovvero sia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e ovviamente il canale YouTube di Sportisili. Ultimo ma non ultimo, ovviamente il sito www.sportisili.it, dove potete tenervi sempre aggiornati sullo sport siciliano a 360 gradi. Partiamo col primo stralcio dell'intervista, della conferenza stampa di Matteo Brunori, e poi ovviamente lo commentiamo insieme. Ma personale penso che arrivata a un'età non più giovanissima è di raggiungere la massima serie con questa maglia e quindi ti direi questo perché è un insieme sia di personale che di gruppo. Eh, Sicuramente la società sta facendo degli sforzi importanti per metterci in condizioni migliore per avere tutto a disposizione per rendere al meglio. Quindi poi sta a noi naturalmente eh, andare in campo e portare a casa punti dove sappiamo che è un campionato difficile, però ecco, bisogna alzare l'asticella. Eccoci qua, rientriamo adesso, sì. Piccolo disguido tecnico, ci vorrete perdonare. Dicevo, Matteo Brunori molto carico, molto convinto di quelle che sono le ambizioni sue
e della società di Viale del Fanto, ovvero sia quella di andare in Serie A al più presto con la maglia rosanero. Naturalmente è scoppiato quell'amore tra Matteo Brunori e la piazza, tra Matteo Brunori e la società, ovviamente sempre più convinto di fare la storia, di scrivere la storia. Lui che è arrivato un po' in sordina nell'estate del 2021, subito dopo la fine del ritiro di San Gregorio Magno, quando tutti aspettavano altri nomi. Bisogna essere onesti, sia la stampa che anche la tifoseria aspettava altri nomi. Alla fine Matteo Brunori, in silenzio, in sordina, lavorando, si è preso la scena e alla fine è stato amore a prima vista tra il centravanti italo-brasiliano e la tifoseria palermitana, grazie anche ai risultati ottenuti al titolo di capocannoniere in Serie C. L'anno scorso è stato a lungo in lotta anche per il Pablito per portare a casa il titolo di capocannoniere anche in Serie B. Ha vinto un playoff di Serie C da assoluto dominatore, da assoluto protagonista, e adesso si accinge alla sua terza stagione di rosanero, seconda in Serie B, affiancato anche da tanti elementi. Abbiamo visto l'arrivo di Leonardo Mancuso, abbiamo già parlato di Roberto Insigne, ma non saranno soltanto loro i protagonisti della campagna acquisti del Palermo. Ne abbiamo parlato abbondantemente anche ieri nel corso di Sportisi Way, andato in onda sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Proseguiamo con l'analisi della conferenza stampa di Matteo Brunori. Ovviamente voi restate con noi e poi la commentiamo insieme. Sì, c'è stato qualche interesse, però la mia volontà, come sapete, è stata sempre quella di esaurire un sogno da quando sono arrivato, quindi porto avanti questo pensiero. Questo passaggio molto interessante della conferenza stampa di Matteo Brunori, quello in cui il centravanti italo-brasiliano è stato anche accostato a formazioni della massima serie araba. Alla fine non se n'è fatto più nulla perché, come ha detto lo stesso Brunori, il suo desiderio forte di andare in Serie A con il Palermo, questo sicuramente è una promessa d'amore che il numero 9 del Palermo fa alla gente di Palermo, fa ovviamente alla società guidata dal presidente Dario Mirri. Vediamo ovviamente adesso anche il prosieguo. Ricordiamo anche che ci sono state delle voci, ci sono stati dei rumors, ci sono stati degli accostamenti con Matteo Brunori da parte in particolare di una società araba. Mi perdonerete se in questo momento il nome non mi è attualmente familiare, però una società araba, così come è successo anche con Mirko Pigliacelli, il quale ha subito declinato la proposta. A proposito di Mirko Pigliacelli, c'è da parlare anche di calciomercato. Facciamo questo piccolo intermezzo di calciomercato approfittando anche della domanda di Francesco Paolo Costa, che chiede: buon pomeriggio, quando sarà in gruppo Insigne? Si vocifera che dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di oggi, come spesso accaduto nell'anno solare sotto l'egida del City Football Group, sia necessario un po' di, come si suol dire, tempi tecnici prima che l'ex fantasista di Benevento e Frosinone venga annunciato come nuovo giocatore del Palermo. Naturalmente lo attendiamo qui a Ronzone in ritiro, giocatore la cui classe e la cui qualità non si possono minimamente discutere. Tornando al discorso di prima su Pigliacelli, il portiere, anche lui con un passato tra l'altro a Frosinone come Roberto Insigne, lui che è arrivato l'anno scorso dall'Università Tea di Craiova, dovrebbe avere un nuovo dodicesimo, un nuovo compagno di reparto. Attualmente ci sono Samuele Massolo e il giovane Nespola, che sarà confermato non solo come terzo portiere ma anche come estremo difensore titolare della Primavera, che disputerà il campionato di Primavera 2 dopo aver vinto la Primavera 3 in finale contro il Bari. Dicevo, dovrebbe andare via Samuele Massolo, per lui ci sono offerte sia dalla B che dalla C, naturalmente ognuna con prospettive di lavoro diverse, con prospettive di impiego diverse. Al suo posto dovrebbe arrivare De Planche, che è il portiere che il Milan ha ceduto al Vicenza e che sarà protagonista, è stato protagonista con la maglia del Nazionale Under 20 nel mondiale, in cui ha vinto tra l'altro anche il guanto d'oro, ovvero sia il premio di miglior giocatore del mondiale, di miglior portiere del mondiale, arrivando fino alla finale persa poi per 1-0 contro l'Uruguay. Dovrebbe essere lui il nuovo dodicesimo, si fa per dire, perché un portiere così giovane non può sicuramente limitarsi a scaldare la panchina, ma questo lo vedremo più avanti, così come vedremo adesso, in questi secondi, un altro stralcio, il terzo della conferenza stampa di Matteo Brunori.
Sì, questo a noi fa solo bene perché abbiamo bisogno della nostra gente. L'anno scorso abbiamo visto alla fine che ho avuto dei flash dell'anno prima ancora quando il Barbera era strapieno, quindi noi abbiamo bisogno di quello stadio là, della gente che ci spinge, che ci aiuta anche nei momenti di difficoltà perché ci saranno, bisogna essere bravi a superarli come da squadra forte, però ecco, abbiamo bisogno che la gente, È un appello quasi. esatto, assolutamente, venga allo stadio e ci supporti come sa fare. Matteo Brunori che ha parlato proprio dell'apporto dei tifosi, un apporto fondamentale. È attualmente in via di svolgimento la prima fase della campagna abbonamenti, in questo caso campagna di rinnovo delle tessere, e già ci sono arrivate le prime risposte. Naturalmente anche le notizie sono arrivate anche qui a Ronzone, e cresce l'entusiasmo, l'attesa, la voglia e la passione da parte del pubblico di fede rosanero, che ovviamente attende di vedere in campo i propri beniamini. Ricordiamo che le prime date sono praticamente ufficiali. Il weekend del 19 e 20 agosto ci sarà la prima giornata di campionato anticipata per quanto riguarda il Palermo dalla gara in programma il 13 agosto, molto probabilmente contro lo Spezia, visto che la mancata iscrizione della Regina ha portato così a far scalare le formazioni finite alle spalle della Regina nello scorso campionato di Serie B, come nel caso del Palermo, che avrebbe dovuto affrontare in quello che ormai sta diventando quasi una classica della Coppa Italia il Cagliari, e invece andrà a giocare allo stadio Alberto Picco. Palermo che per tutta la durata del suo percorso di Coppa Italia sarà impegnato sempre in trasferta col fattore campo sfavorevole. Piccola nota, visto che sto guardando qualche nuvola minacciosa all'orizzonte, perché le nuvole sono arrivate qui in provincia di Trento, qualche goccia di pioggia durante la seduta, in particolare nella fascia centrale della seduta pomeridiana, conclusa, come detto, e come avete avuto modo anche di vedere con la partitella a mezzo campo, 11 contro 11. Unico a non prendervi parte è stato Aleš Mateiu, che ha proseguito il suo lavoro personalizzato, programmato, a parte, come ci ha anche detto il sempre puntuale ufficio stampa del Palermo Football Club. È un Palermo che ha proseguito nel suo lavoro anche oggi, è un Palermo che domani tornerà in campo, anche in questo caso doppia seduta, è un Palermo che si avvicina anche alla prima amichevole, ovvero sia quella di sabato 15 contro la selezione locale della Val di Non. A tal proposito in Val di Non il Palermo resterà fino a sabato 22, o meglio fino alla mattina del 22, perché poi quel giorno proprio ci sarà l'amichevole, la terza del periodo di ritiro contro il Bologna, allenato fino a pochi mesi fa dal compianto Sinisa Mihajlovic, e Bologna che così si prepara a diventare una mina vagante anche nel prossimo campionato di Serie A. Rispondo alla domanda di Marco Porcelli. Ciao, visto la presenza di Rinaudo a Ronzone, ci sono novità sulla fascia sinistra? La fascia sinistra è sicuramente il tassello successivo a quello che sarà l'arrivo di Roberto Insigne. I nomi sono sempre quelli, in primis quello di Gianluca Di Chiara, il cui futuro dipenderà proprio dal destino della Regina, se non dovesse venire accolto l'ennesimo ricorso effettuato presso la Corte Federale dalla formazione Amaranto, e allora potrà dichiararsi, scusate il gioco di parole, a tutti gli effetti un giocatore svincolato senza contratto, e quindi il Palermo potrà affondare ancor meglio il colpo. Diverso il discorso invece per quanto riguarda Beruatto, protagonista di una grande stagione lo scorso anno a Pisa sotto la guida di Luca D'Angelo. Lui è il giocatore probabilmente più ambito per quanto riguarda la cadetteria nello slot di terzino sinistro. Lo vuole la Samp, lo vuole il Bari, lo vuole ovviamente il Palermo di Leandro Rinaudo, che naturalmente ci sta facendo più di un pensierino, ma tutto ovviamente dipenderà anche da quello che sarà l'investimento possibile, anche da quelle che saranno le eventuali uscite. In questo momento grande protagonista sulla fascia sinistra in queste prime 24-48 ore di ritiro è Peppe Aurelio, che tra l'altro sta dimostrando di avere tanta gamba fin da principio. Ma a proposito di gente di gamba, ma soprattutto di gente di piede che fa gol, il destro e il sinistro, torniamo da Matteo Brunori, quarto e ultimo stralcio della sua conferenza stampa di oggi. Questo ne parlerò col mister, io sono pronto a ripartire anche perché l'anno prima non mi ricordo
tanti errori dal dischetto, sicuramente fa parte delle partite, dispiace perché comunque sono stati lasciati punti pesanti con i rigori e ancora oggi non ho avuto la possibilità di allenarmi dato che abbiamo iniziato da 2 giorni, però sicuramente lo faremo, è una cosa che ci si può lavorare, quindi sono pronto a ripartire. E con Matteo Brunori, scusate, con Matteo Brunori che non sa dirci ancora se sarà lui il rigorista del Palermo nella stagione 2023-2024. Noi vi salutiamo, vi diamo ovviamente appuntamento a domani, non soltanto ovviamente con Sportisti Away, che sarà il nostro punto di vista, il nostro punto in diretta dal ritiro del Palermo in Trentino Alto Adige, prima a Ronzone, poi a Spiazzo e infine a Pinzolo fino al 4 agosto, sempre con voi per non farvi perdere neanche un minuto di quello che succede sul terreno di gioco e non solo. Intanto vi preannunciamo che ci sarà anche una piccola sorpresina per i seguaci followers di Sportisili proprio a tema Palermo, quindi non mancate, ma ovviamente non dimenticate che su Sportisili potrete trovare tutte, ma dico tutte, le notizie più importanti sullo sport siciliano a 360 gradi. Vi invito ancora una volta a seguirci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e sul canale YouTube ufficiale di Sportisili, oltre ovviamente a leggerci su www.sportisili.com.it, scusate, non cliccate.com perché non si legge nulla. Vi saluto e vi ringrazio mentre il cielo continua a minacciare, continua a dirci e non dirci quale sarà il meteo nei prossimi giorni dopo la pioggerellina di oggi pomeriggio. Ricordatevi di seguirci perché Sportisili non vi abbandona mai.